terminata con il risultato di 2-4 la sfida tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club. Siamo qui con i gemelli Diego e Danilo Alario, li salutiamo e Sera, partiamo sera. subito da Danilo. Hai fatto gol al primo pallone toccato, qual è stato il pensiero che hai subito messo in testa? È qualcosa che mi porto avanti da inizio stagione. È difficile oggi giocare con questa squadra. Oggi che ho avuto il tempo, il minutaggio, era l'unica cosa a cui ho pensato, oltre che a vincere e fare bene con i compagni, era proprio il gol e questo è il frutto di ogni allenamento, di ogni sacrificio che faccio e facciamo in settimana tutti noi. Diego, tu invece non hai segnato per una gara comunque con quantità, tanti palloni recuperati, forse quasi un mezzo gol perché stavi arrivando su quel pallone e poi bloccato da Rinicella. Come giudichi la tua prestazione? Allora, sono entrato bene perché comunque ci tenevo a dimostrare al mister e ai compagni che sono anche un elemento comunque che può dare una grande mano alla squadra. Sì, ho giocato bene, non mi lamento della mia prestazione, peccato che non è arrivato il gol perché ci tenevo tanto, però sono contento del risultato. Questa è una domanda per entrambi, prima Danilo e poi Diego. Oggi tante assenze, Fiorentino, Gennaro, ciononostante, anche Cali ad esempio, ciononostante però questo Palermo Futsal Club gioca sempre bene chiunque scenda in campo. Come ve lo spiegate? Allora, in settimana ne parliamo tanto, siamo un grande gruppo, una grande famiglia, oltre che ad essere grandi anche i giocatori. Sono assenze pesanti, sì, che però ognuno riesce a colmare dando ognuno il 100%. Sì, ognuno di noi riesce a dare la giusta grinta, la giusta mano alla squadra, riusciamo a giocare tutti bene perché appunto, come penso io, il gruppo non si vede solo in campo ma anche fuori, spogliatoio e tutto il resto, quindi siamo diciamo appunto una grande famiglia e riusciamo comunque a divertirci, a giocare, a dare sempre il massimo insieme. Adesso per chiudere invece vi chiedo un giudizio sulla prossima gara contro Altofonte, ci saranno delle assenze molto molto pesanti in casa rosanero, vi chiedo come la imposterete anche perché è un campo, ricordiamo, diverso al quale forse non siete molto abituati, non soltanto voi ma chiaramente tutto il gruppo squadra. Allora, L'Altofonte è una squadra ben attrezzata, il campo altrettanto difficile da affrontare, mancano il capitano e Fiorentino, però la prepareremo come sempre con la giusta voglia perché ormai si è capito e il nostro obiettivo è uno. Altofonte è una squadra molto grintosa, molto ben attrezzata, il campo è piccolino, però comunque noi sono convinto che riusciremo a dare le risposte giuste. In settimana la prepareremo come al solito, giusta determinazione, giusta grinta negli allenamenti. Spero e sono sicuro che riusciremo a fare del nostro meglio.